un po' più nel settore del sé, perché qui siamo nella casa del sé, come Laura ricordava. E però io vorrei oggi ricomprendere tutto il cinema italiano, l'esercizio italiano indipendente, e non faccio per fare crociate di divisione, ma per tutto quello che oggi non appartiene ai grandi circuiti, perché credo che essi sono presenti, ma tutto il resto dobbiamo essere considerati tutti insieme. Noi siamo quell'esercizio indipendente che ha varie sfaccettature, ma che è quello disseminato nel nostro paese e quello che ancora conta oltre la metà del mercato su cui si deve lavorare. Noi facciamo proprio in compagnia di questi nostri amici. E anche se ricordarlo può essere un po' venuto a noi, però ricordiamoci che questo grave momento di crisi, al quale voglio aggiungere stamani anche a questa grande confusione, ascoltando le televisioni, leggendo i giornali, non c'è dubbio, diciamo che questa situazione rende ancora più difficile per noi affermare con forza queste nostre richieste, perché da molte parti ancora esse continuano a essere considerate come secondarie, no? Ad altre priorità. Noi sappiamo che è sbagliato, ma in questo momento accresce questa difficoltà. Allora, detto questo, per introdurre solo il tema, darò alcuni spunti per gli interventi successivi, senza nessuna presunzione. Questo è quello che ho pensato di dire ai nostri illustri rappresentanti presenti stamani. Ma il settore del sé rappresenta per noi il 22% degli schemi in Italia, percentuale di qualche decimale più o meno, e attualmente i dati sono aggiornati circa a settembre, un 16% circa delle presenze. C'è stata un po' di flessione, avete visto che il mercato quest'anno sta perdendo, i dati ultimi sono oltre il 7% degli spettatori e probabilmente nelle nostre situazioni, come ben sappiamo, questo dato è ancora un po' peggiore. Però in queste sale, nelle sale del sé, i film di qualità comunque ancora raggiungono e detengono oltre il 70% delle presenze totalizzate, quindi in queste sale c'è una grandissima presenza. Noi abbiamo visto anche altri elementi di vivacità e di importanza attraverso la relazione del professor Celata nel progetto Schemi di qualità, e da lì siamo rimasti per partire con le politiche. Come il professore stamattina li ho parlato e tutti vedi questo, e di questo posso essere soddisfatto. Quest'anno è uscita la terza edizione, che via via è stato migliorato, raffinato, reso più efficace. Credo che l'ultimo sia veramente ben fatto, non per bocca mia ma per bocca degli operatori. Avevamo problemi tecnici che man mano nel corso degli anni sono stati risolti e attuati e attenuati. Certamente all'inizio le sale stavano anche un po' a guardare, molti hanno partecipato, ma l'hanno fatto certamente quelli che avevano più risorse, quelli che in qualche modo magari avevano più sale, per cui digitalizzavano una in attesa di capire cosa stava succedendo. È evidente che ormai bisogna correre.